Salve a tutti, salve, benvenuti a questa nuova diretta live. Un attimo solo che c'ho il computer che mi dà qualche problema. Ok, siamo live, benvenuti, benvenuti, spero che l'audio arrivi. Verifichiamo dal cellulare. Sì, allora l'audio c'è, perfetto. Siamo pronti per fare un altro unboxing, sempre acquistato da Amazon. Ok, l'unboxing, leggendo forse nella descrizione della diretta, avrete capito che trattasi di qualcosa che ha a che fare con Ritorno al futuro, Back to the Future. Ok, questo è il libro di mia figlia, bellissimo, eccolo qua. Out of Time, la targa. Questo è il vinile che abbiamo già sballato insieme in una mia vecchia diretta. Eccolo qui, vinile. E adesso andiamo a vedere cosa c'è qui dentro. Ovviamente questo è una cosa che è stata acquistata un po' per tutti, soprattutto per mia figlia. Allora, strappiamo un po' la carta. Ok, andiamo a vedere cosa c'è in questo pacco, sempre su Amazon. Vi invito a visitare il sito www.classe74.it, dove troverete un link anche all'area dedicata al Ritorno al futuro. Eccoci qua, guardate che spettacolo, finalmente abbiamo preso anche noi il gioco da tavolo di Ritorno al futuro. Ok, Ravensburger, ovviamente, eccoci qua. È una diretta molto rapida, molto veloce. Oggi 1 giugno è stato già svelato l'oggetto misterioso di giugno sul sito www.starwarsstore.it all'interno dell'area Adventure Through the Galaxy. Ok, allora qui ovviamente ci sono, come vedete, gli adesivi su tutti e 4 i lati, tra l'altro l'hanno messi, vedete? Questi adesivi qui si vedono in controluce, e quindi noi, fedelissimo coltellino, li andiamo a tagliare in modo da non rovinare niente. Ok, sto sballando insieme a voi, eccoci qua. Eccoci qua. Allora, eccoci qua. Dentro qui è una scatola normale, non c'è l'istruzione stampata qui, Allora, qui c'è scritto Dottor Emmett Brown Enterprises. Cari Marty e Dottor Brown, vi scrivo dal futuro, eccetera, eccetera. Questo ve lo lascio, semmai farò una foto, la pubblicherò e la metterò. E qui ci dovrebbe essere il tabellone. Ovviamente la versione italiana, se l'andate a comprare su Amazon, attenzione che deve essere la versione italiana. Ok, questo infatti qui c'è scritto regolamento in italiano, come vedete. Ok, dice through time, i dati, e vedere come ovviamente le istruzioni sono scritte in italiano. Ok, c'è mia figlia con un'amica che ridono. Allora, guardate, questo è il tabellone, poi quando sarà montato. Ok, beh, qui c'è tutta l'istruzione su come si gioca. Non dovrebbe essere proprio complicato perché sono poche pagine, però vanno lette. Ah, qui c'è proprio l'orologio della torre
Questi sono tutti da staccare, tutti pezzettini da staccare. C'è il flusso canalizzatore, c'è il lampo, ok? Ci sono un sacco di cose. Qui ci sono, penso siano i segnalini, sempre da staccare. Opla, non riesco a tenerlo fermo. Poi vediamo un po' qua. Qua ci sono altre tessere. Come vedete è molto completo questo gioco. Tra l'altro qui è tutto scritto in italiano, quindi prendete la versione italiana perché altrimenti qui non riuscirete mai a giocare. Qui ci sono le macchinine, guardate che sono poi i segnalini e ci sono di diversi colori, guardate, ok, questa è blu, poi c'è arancione, ok, e poi c'è gialla scura. Questa è la macchinina a forma di DeLorean, tra l'altro la DeLorean del primo film, ok. Guardate dentro, ovviamente qui è tutto arancione, ci sono parecchi dadi, quindi non ne perdete neanche uno, perché questi non li ritrovate come i dadi normali a 6 facce con 6 puntini, che li potete comprare pure da Tiger a pochi euro, o li trovate ovunque. Questi sono dadi tutti particolari, come vedete qui addirittura c'è disegnato il fulmine, diciamo ogni dado è particolare, sarà pure un po' complicato giocarci. E qui ci sono una serie di carte, oggetto 2015, e queste saranno delle carte da distribuire. Anche in questo caso dovete trovare la versione italiana. Qui c'è scritto Doc prepara la DeLorean per il viaggio in treno, 1885. La mia videocamera non ha il fuoco automatico e quindi non riesce a mettere a fuoco troppo da vicino, va bene. Allora, quindi abbiamo visto, c'è questo, che poi vedremo che cos'è, sono 4, queste saranno le schede personaggio pure, perché sono 4 qui dentro, poi le sballeremo. Questi sono tutti da staccare, tutti dei dischetti, c'è anche la targa, guardate che bella la targa, Out of Time, California. Strade, dove andiamo noi non ci servono strade, anche se non era proprio così la frase, comunque sì, rende bene l'idea. Strade, dove stiamo andando non c'è bisogno di strade. Eppure qui ci sono diverse altre cosette, il regolamento, come abbiamo visto, il regolamento, e poi questo sarà il tabellone, che poi lo aprirò insieme a mia figlia. Qui c'è la lettera aperta, Doc Emmett L. Brown, il vostro amico nel tempo, 1640 Riverside Drive, Hill Valley, servizi scientifici H24. Comunque bellissima sia la confezione che la realizzazione di questo gioco. Poi ovviamente farò una recensione una volta che l'avremo tutto aperto, ci accingeremo a giocarci, magari faccio un breve video e vi faccio vedere anche qui dentro cosa c'è, perché ci giocheremo senz'altro, penso nei prossimi giorni con mia figlia. Poi semmai, se volete, non so se si trova già in rete, la scansione del libretto delle istruzioni, e questo anche è abbastanza importante, perché uno si rende conto poi che gioco è. Qui c'è scritto tempo di gioco, una partita dura tra i 45 e i 60 minuti, non so se si riesce a leggere, sì, tempo di gioco 45-60 minuti, si può giocare da 2 a 4 giocatori che abbiano almeno 10 anni, ok? E quindi questo era il gioco da tavolo di Ritorno al futuro. Prima di lasciarci però volevo farvi vedere delle novità per quanto riguarda il un attimo solo, vedo un attimo
Ok. Ehm, per quanto riguarda le pagine Facebook di mm, il mondo del vinile, non mi veniva la parola. Allora, un attimo solo che devo, qui faccio tutto da solo, regia, tutto quanto. Allora, facciamo così e facciamo così. Allora, questa è la pagina di Star Wars Store che momentaneamente non ci interessa. Faccio un passaggio veloce e finiamo subito su il mondo del vinile. Ci accedo come Renato De Vita, così lo vedete, lo vediamo come lo vedete voi. Allora, come vedete io dentro questa pagina sto mettendo parecchi vinili, ogni giorno ne inserisco almeno una decina, se non di più. Allora, se volete vedere quelle che sono le novità di giugno, in uscita a giugno, andate sulla lente di ingrandimento e qui ci scrivete giugno, ok? E qui adesso vi farà vedere tutti quelli che sono i dischi previsti per l'uscita a giugno. Allora, per esempio, andiamo a vedere, ecco, questo bla 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 che l'ho preso anche io. Andiamo a vedere al volo. Vedete? Questo esce il 4 giugno 2021. Bla 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 di Gigi D'Agostino. Ok? Allora, chiudo questo. Che ne so, volete vedere questa per esempio? Preordine esce l'11 giugno. Vedete, qui c'è scritto pure quando esce, il 25 giugno, il 4 giugno, capito? Ecco, 25 ne escono parecchi, l'11 pure, il 4 giugno. Qui ci sono praticamente tutte le uscite previste di vinili su Amazon per il mese di giugno. Ok? E questo era quanto dirvi. Vi volevo far vedere un'ultima cosa. Facciamo così, guardate, apriamo questo in un'altra scheda. Questo ovviamente è Vasco Rossi, ci mette qualche secondo ad aprirlo il mio PC. Allora, e andiamo su classe74.it, perché di classe74.it volevo farvi vedere un'area nuova che ho fatto. Allora, l'area è best seller di Amazon, ok? Dentro a questi best seller troverete divisi per tipologia quelli che sono i prodotti più venduti da Amazon. Per esempio, clicchiamo su casa e cucina, vi apre best seller in casa e cucina. Vedete, questi sono tutti i prodotti, diciamo i migliori 100, i più venduti 100 prodotti per ogni singola tipologia. Ok, tornate indietro e che ne so, volete fare il fai da te, e qui Amazon li aggiorna ogni ora e vedete che al primo posto ci sono le mascherine FFP2, poi ci sono altri tipi di mascherine, e questo è per quanto riguarda il fai da te. C'è anche questa presa multipla, c'è il VD40, insomma ci sono diversi oggettini e voi potete scegliere quello che più vi piace tra quelli più venduti. Vedete anche qui c'è diciamo i primi 100 prodotti più venduti. Adesso si avvicina il caldo e quindi tutti i prodotti che hanno a che vedere con le piscine, ciambelle e tutto quanto può essere portato al mare. Questo era quanto volevo farvi vedere in questa diretta. Torniamo subito in studio. Come avete visto è stata una diretta molto veloce, sono 18 minuti. Quindi niente che dirvi, Ritorno al futuro, il libro, concludendo, il vinile, Ritorno al futuro, eccoci qua, e poi il gioco da tavolo Dice Showtime, il futuro è nelle vostre mani. Qui dietro c'è scritto Biff ha rubato la DeLorean e si è fatto un giro nel tempo, sconvolgendo eventi e disperdendo oggetti. Ora sta a voi collaborare per completare insieme eventi chiave della trilogia cinematografica di Ritorno al futuro e riportare al loro posto gli oggetti smarriti. Saltate a bordo della macchina del tempo e aiutate Doc e Marty a ripristinare l'equilibrio temporale. Ok? E questo è il gioco da tavolo. Niente, che dire, grazie di avermi seguito, vi invito nuovamente a collegarvi sui miei siti www.classe74.it, www.legolando.it,
www.starwarsstore.it e l'ultimo ma non meno importante www.renijstore.it, dedicato alla musica, ai vinili, ai giradischi, agli amplificatori, alle casse e a chi più ne ha più ne metta per quanto riguarda l'audio. Ok? Allora Renij saluta tutti gli ascoltatori, anche chi vedrà la diretta in un secondo tempo, e vi dà appuntamento alla prossima volta. Grazie a tutti, ciao, buon pomeriggio.